La Regione Veneto mette la salute al centro del proprio bilancio regionale con oltre 14 miliardi investiti, 3/4 quindi del bilancio, ma ricordiamo i 9 milioni per l'hospice pediatrico, il rafforzamento delle cure palliative con altri 11 milioni, scelte che non sono voci di bilancio ma scelte prioritarie che mette al centro in questo caso i bambini e le loro famiglie. Questa presentazione è una presentazione particolarmente significativa perché come Consiglio regionale ribadiamo quanto il sostegno anche a queste iniziative e alle cure palliative pediatriche significa non lasciare indietro nessun bambino, non lasciare indietro nessuna famiglia che in questi momenti difficili della loro vita hanno bisogno di una rete assistenziale fatta non solo di medici ma anche di infermieri, psicologi, tutta la parte di volontariato educativa straordinaria che si è messa in campo in questo caso per questo Giro d'Italia che ha riscosso un grandissimo entusiasmo e una grandissima partecipazione. Il Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche è arrivato alla quinta edizione, promosso dalla Fondazione Maruzza a livello nazionale e poi declinato nelle varie regioni, e abbiamo fatto 5 tappe quest'anno a livello di Regione Veneto. Ha lo scopo di sensibilizzare sul tema delle cure palliative pediatriche, tema molto importante perché sul territorio regionale per esempio ci sono in questo momento in carico all'hospice 400 bambini che hanno bisogni specialistici in termini di cure palliative pediatriche e stimiamo che vista la popolazione di eleggibili probabilmente ce ne sono 800 e quindi dobbiamo riuscire ad arrivare a questi bambini, quindi il Giro d'Italia ha lo scopo proprio di far cultura sul tema anche tra i professionisti oltre che in tutta la comunità e in tutte le istituzioni per arrivare a questi bambini e soddisfare questi bisogni. Quello che è importante sottolineare è che le cure palliative pediatriche non sono cure del fine vita ma sono cure di vita, di dare la miglior vita possibile, di portare queste famiglie e questi bambini avanti nel miglior modo possibile, stargli a fianco a 360 gradi, sia da un punto di vista medico, ma anche psicologico, spirituale, di comunità. Ed è questo il tema un po' di quest'anno del Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche, la comunità curante che deve essere sensibilizzazione e diffusione del tema a 360 gradi perché purtroppo possono interessare tutti. Il messaggio è che è una corsa straordinaria che mette lo sport al centro, ma al centro sono le famiglie per cui noi corriamo e quindi lo sport diventa un veicolo per promuovere il grande messaggio delle cure palliative pediatriche.